Countdown a 0 per il Gran Premio Riccardo Grassi 2025, trofeo Romagna Iniziative. Start che azioni lampeggianti, si muove. Il campo dei partenti, in 8 dietro le ali dell'autostart, 1 Dane K Max Castaldo, 2 Extra Model Roberto Vecchione, 3 Ernesto Spritz Andrea Farolfi, 4 Destino DJ Francesco Facci, 5 Callisto Gennaro Mitrano, 6 Carlo Magno Desi Marco Stefani. In seconda fila 7 Eliseana Antonio Di Nardo, 8 Dacovo Mail, VP dell'Annunziata. Giù le luci, allineamento quasi completato, non tocca l'ala Extra Model che cerca di prenderla lunga. Parti. Veloce Ernesto Spritz che cerca di andare subito al comando con al suo esterno Destino DJ, passa Ernesto Spritz all'imbocco della prima curva. In seconda posizione Dane K di fuori Destino DJ, poi ancora Eliseana, quindi Extra Model, galoppa Carlo Magno Desi, 200 metri in 14 per Ernesto Spritz che ha preso la testa e ora guida liberamente. Destino DJ al largo non pressa, muove dall'ultima posizione Callisto che va a fare match con Ernesto Spritz. La bordata di Callisto 29-2 i primi 400 di gara, riallunga Ernesto Spritz che fa buona guardia, controlla Callisto il quale è arrivato ai suoi fianchi. Dane K rimane seconda alla corda avanti a Destino DJ al largo, Eliseana ancora allo steccato, poi Extra Model e Dacovo Mail. Sotto alle tribune Ernesto Spritz sempre in vantaggio al suo esterno, Callisto in corda, Dane K in pariglia Destino DJ, 58,7 per la metà gara, sul piede dell'1 13,3, non cambia nulla con Ernesto Spritz che prosegue sul passo al comando. Dane K lo fila, di fuori Callisto, quindi sempre Destino DJ che stampa in corda, Eliseana chilometro in 1 13,4, parziali cronometrici svizzeri, quelli imposti da Andrea Farolfi al comando quando siamo all'approccio ormai della piegata conclusiva. La retta opposta alle tribune in 14, 1 27,4 in 1.200, Ernesto Spritz è in vantaggio, Callisto lavora ai suoi fianchi, provano a venire via dal fondo la mossa di Extra Model in terza ruota. In corda c'è sempre in quota Dane K, all'ingresso della dirittura d'arrivo Ernesto Spritz l'affronta in vantaggio, Dane K nella sua scia, prova ad arrivare Extra Model al largo di tutti, Dacovo Mail, lo scatto di Dacovo Mail, Dacovo Mail. Ed è l'ultimo del campo a fare suo il Riccardo Grassi 2025, lo scatto al momento giusto di VP dell'Annunziata che piazza la zampata. Fabrizio Mallozzi è l'allenatore per i colori della scuderia San Callisto. Il parziale dall'ultima posizione di Dacovo Mail che vince largheggiando addirittura nel finale. Extra Model fa suo il secondo posto, Ernesto Spritz è terzo avanti a Dane K, ma sono venuti forte dal largo e ha avuto ragione di tutti Dacovo Mail, VP dell'Annunziata, Fabrizio Mallozzi, la scuderia San Callisto che andiamo a celebrare in premiazione. Eccolo lì, lo vedete, muove in mezzo alla pista, 300 metri di speed, fulminei. Dacovo Mail vince il Riccardo Grassi 2025.